Cari telespettatori, rieccoci anche quest'oggi insieme con voi, con il nostro ospite, il nostro esperto, sempre in diretta, quindi la possibilità di partecipare mandando i vostri messaggi. Allora, vi presento il nostro interlocutore, un tema molto importante, estremamente delicato, diciamo prevenzione in ambito oncologico, ma anche cura oncologica, ricerca avanzata, struttura di altissima qualità ed efficienza. Parliamo dello IOV di Padova, con noi il dottor Pierfranco Conte, professore ordinario, direttore e responsabile poi della Breast Unit dello IOV. Ben arrivato qui con noi. Grazie. Allora, professore, ci racconti un attimo, così anche avevo modo di conoscerla meglio, perché poi è anche bello dietro le quinte delle persone che si presentano davanti a noi. Chi è il professor Conte? Beh, io non sono, come si sentirà, immagino dall'accento, veneto, sono piemontese, laureato a Torino, poi transitato durante la mia carriera un po' all'estero, poi diversi anni in Liguria, in Toscana, in Emilia Romagna e adesso a Padova, dove veramente sono molto felice di essere. Ci sono da alcuni anni e penso che terminerò la mia carriera qua a Padova. A Padova sono stato chiamato come professore di oncologia medica dell'Università di Padova. Sono il primo professore di oncologia medica dell'Università di Padova, perché prima non esisteva questa cattedra presso l'Università di Padova. E come professore di oncologia medica dirigo la seconda divisione di oncologia medica dell'Istituto Oncologico Veneto e abbiamo organizzato, contestualmente al mio arrivo, la Breast Unit interaziendale, quindi una Breast Unit che coinvolge sia l'Istituto Oncologico Veneto, sia l'azienda ospedaliera universitaria di Padova, sia l'azienda USL, prima Euganea, adesso l'USL, che comprende non solo Padova ma anche Cittadella, Campo San Piero, eccetera. E la Breast Unit è stato sicuramente uno dei motivi di maggior soddisfazione per il mio lavoro, perché è ormai evidente che la qualità della cura nel tumore della mammella, ma non solo nel tumore della mammella, in tutti i tumori in realtà, è data da un approccio cosiddetto multidisciplinare, dove quindi sin dall'inizio non è un singolo medico che fa quello che deve fare e poi demanda a un secondo specialista il secondo pezzo del percorso, ma sin dall'inizio tutte le persone che devono intervenire per garantire il più possibile la qualità della cura e la guarigione di una paziente pianificano tutto quanto, pianificano le indagini diagnostiche, pianificano quali interventi terapeutici e con quali sequenze devono essere fatti gli interventi terapeutici, pianificano alla fine delle terapie i controlli periodici. Tutto questo lavoro spesso il paziente o la paziente non se ne rende conto, perché giustamente il paziente o la paziente avrà di fronte sempre un singolo medico, perché sarebbe anche difficile trovarsi 10 medici schierati davanti che ti spiegano le cose. Però è importante che sappiano che dietro a questo singolo medico c'è questo lavoro che è molto importante, che da questa discussione nasce veramente il disegno più appropriato, più efficiente, che garantisce la miglior probabilità di guarigione per il singolo paziente. Ecco, quali sono le specialistiche coinvolte in genere in caso di tumore? Lei accennava in modo particolare, poi questo ricordiamolo, questo è il mese della prevenzione tumore al seno, tumore appunto alla mammella, però ci sono, lo IOV cura tanti tumori, veramente. Sì, curiamo tutti i tipi di tumore ovviamente, gli specialisti coinvolti sono tantissimi, dipende da tipo di tumore a tipo di tumore. Ad esempio nel tumore della mammella, nell'ambito della Breast Unit abbiamo i radiologi senologi, che sono quelli che dedicati alla diagnosi e allo screening di tumore della mammella, abbiamo i radiologi che fanno la stadiazione della malattia qualora sia diagnosticata la malattia, quindi la TAC, la scintigrafia, la PET, eccetera. Vi sono i chirurghi senologi, vi sono i chirurghi ricostruttivi, vi sono i radioterapisti, gli anatomopatologi, i patologi molecolari, che sono quelli che oggi ci definiscono le caratteristiche specifiche del singolo tumore per cui noi disegniamo le terapie più mirate, vi sono ovviamente gli oncologi medici, gli psico-oncologi, quindi come vede è un'equipe veramente complessa e mi piace sempre ricordare come esempio il gioco del calcio, comunque qualunque gioco di squadra, dove una squadra vince non perché c'è uno bravo e gli altri sono scarsi, ma perché tutti sanno cosa fare, magari non solo tutti dei campionissimi, ma insieme
come squadra sanno interagire e giocare nella maniera più giusta e ottenere il risultato migliore. Avete visto appunto vabbè, lei prima magari non c'era, comunque c'è stato un miglioramento dei risultati conseguiti nella cura dei pazienti a seguito dell'istituzione di queste breast unit, che peraltro stanno aumentando a livello di territorio nazionale, sono prese anche ad esempio all'estero in altre realtà dove prima non c'erano. Certo. Sicuramente c'è stato un grande aumento e ce lo stanno dimostrando i numeri. Il Veneto è all'avanguardia in Italia. In Italia esiste in realtà da tempo una legge che stabilisce l'istituzione del breast unit, ma purtroppo in Italia spesso dal fare una legge all'applicarla passa sempre un tempo alle volte non breve e soprattutto ho visto delle grandi differenze regionali. Il Veneto è stato un po' all'avanguardia in tutto questo. Il Veneto ha fatto una delibera regionale che ha individuato con precisione quali sono le 5 breast unit hub. Hub vuol dire come centro di riferimento, vuol dire che queste 5 breast unit devono garantire tutte le competenze specialistiche necessarie, anche quelle più sofisticate. Ad esempio, dimenticavo di citare prima nella breast unit padovana, noi ci occupiamo anche di fertilità. Se noi abbiamo una donna giovane con tumore della mammella che desidera avere in futuro gravidanze, noi instauriamo un percorso specifico che garantisce a questa donna, una volta completate le terapie, di avere ancora, se lo qualora lo desideri, una gravidanza. Abbiamo le competenze di oncogenetica. Qualora il tumore abbia determinate caratteristiche o insorga una donna particolarmente giovane, facciamo studi specifici per vedere se c'è una ereditarietà, cioè se viene ereditato un danno genetico che predispone al tumore della mammella. Quindi in Veneto ci sono 5 breast unit, questa padovana è quella che coordina tutte le breast unit del Veneto. Le 5 breast unit hub centrali sono a Treviso, a Venezia, questa di Padova che già ho citato, a Vicenza e a Verona. A ognuna di queste breast unit poi afferiscono delle breast unit satelliti più piccole, in totale sono 16, quindi 16 più 5, 21. E abbiamo visto che quando questa delibera regionale ha istituito queste 21 breast unit, di cui 5 hub, e ha definito anche con molta precisione quali sono le competenze che devono essere presenti in queste breast unit, quali sono le prestazioni che devono fornire, quali sono anche i tempi e le modalità di fornire queste prestazioni, si è ridotto di molto la dispersione ad esempio degli interventi chirurgici. Una volta vi erano in Veneto, prima di questa legge, di questa istituzione del breast unit, ospedali dove vi erano chirurghi che facevano 3, 4, 5 interventi per tumore al seno all'anno. Questo è sbagliato. In tutte le cose tu devi avere una certa casistica per diventare esperto, altrimenti non sei particolarmente esperto in quel settore. Da quando c'è questa legge, da quando ci sono le breast unit, sempre più stanno azzerandosi le chirurgie che fanno pochi interventi per tumore al seno e sempre più tutti gli interventi per tumore al seno vengono fatti nelle breast unit, dove il chirurgo senologo deve fare almeno 150 interventi per tumore al seno all'anno. Ed è quindi un chirurgo veramente dedicato e specializzato preparato ad affrontare. Avete subito la concorrenza con la vicina Lombardia, perché al di là delle situazioni Covid, che vabbè per fortuna non rientra, però in ambiti specifici oncologico c'è lo IEO tra l'altro, ma ci sono anche altri istituti che sono sempre stati molto forti a riguardo, tra virgolette. Sì. Diciamo che il Veneto ha una mobilità attiva, sono più i pazienti che vengono a farsi curare in Veneto che i pazienti veneti che vanno a farsi curare fuori. E questo perché il Veneto in effetti è in grado di garantire un'eccellenza della cura in tanti settori della medicina. Quindi di fatto, almeno per il Veneto, questa forte concorrenza di istituzioni prestigiose come quelle che lei ha citato di Milano non la sentiamo, diciamo, ci sentiamo alla pari, ecco, casomai condividiamo con loro progetti di ricerca e progettualità, ma diciamo, è difficile che il sistema sanitario veneto non sia in grado di fornire una risposta adeguata per la stragrande maggioranza dei pazienti oncologici, non solamente per il tumore della mammella. Ecco, la cura della patologia oncologica prima dell'intervento, successiva all'intervento, adiuvante, quindi magari chemioterapica, che dir si voglia, e le prescrizioni mediche quindi sono identiche in base alla valutazione diagnostica multidisciplinare qui allo IOV come in un altro istituto che si occupa di tumore? Ci possono essere delle differenze dovute anche allo stadio della ricerca diversa, o c'è un'uniformità di protocolli a parità del medesimo tumore? Sì, insomma. certo.
Questa è una domanda molto importante, perché una delle cose più brutte che può sperimentare un paziente oncologico è sentire pareri diversi, e allora il paziente va in confusione, non sa più chi ha ragione e non sa più di chi fidarsi. E questo è stato uno dei lavori più importanti che ha fatto la Rete Oncologica Veneta, che è un'altra delle norme che ha stabilito il governo regionale di grande efficacia. La Rete Oncologica Veneta ha proprio avuto questo compito: riunire per tutte le patologie oncologiche intorno a dei tavoli di discussione tutti gli specialisti che in Veneto si occupano di quella patologia e condividere il percorso diagnostico-terapeutico, per far sì che un paziente o una paziente di Feltre faccia a Feltre esattamente quello che avrebbe fatto o farebbe a Padova, e qualora a Feltre, cito Feltre ad esempio ovviamente, mancasse un'attrezzatura, una competenza professionale, un farmaco, una radioterapia, qualcosa di particolare, sia la stessa rete oncologica che guidi questo paziente o questa paziente al centro più vicino dove può trovare una risposta adeguata. Quindi si è assistito anche a una maggior uniformità. A livello però regionale. A livello regionale, non però diciamo che a livello regionale ha un importante riflesso anche a livello nazionale. La Rete Oncologica Veneta è una delle reti oncologiche più efficienti d'Italia. Non tutte le regioni italiane hanno una rete oncologica. Certo. No, questo va ricordato, perché non è così dappertutto. Ce l'hanno solamente 7 al momento veramente efficienti, e queste 7 regioni con le 7 reti oncologiche implementate ed efficienti hanno condiviso tutti questi percorsi, per cui diciamo, l'atteggiamento è uniforme in tutte queste regioni. Professore, le interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe, quindi pochi secondi di intervallo, poi torniamo insieme tra poco.